Certo, il polo civico non è un tribunale che può stabilire che le migliori menti sono a sinistra o a destra o a centro. Questo divide e tempera che la politica partitica ha fatto fino ad oggi, che ha diviso le migliori risorse, ha diviso le migliori volontà, le migliori passionalità per poterne prendere una parte ricacciando nell'angolo l'altra, sacrificando l'altra, ha portato a una debolezza del potere amministrativo. Noi adesso li mettiamo assieme, diciamo, a prescindere dalle appartenenze, dalle ideologie, noi puntiamo sugli uomini, sulla forza degli uomini, sulla cultura degli uomini, sulla loro capacità, uomini e donne ovviamente, donne tante, l'auspicio è che ci sia un protagonismo femminile anche nella politica di questa città, quindi una coalizione aperta che non può decidere tu sei da una parte, tu sì, tu no, gli stereotipi sono sciocchi, stupidi, che servono solo a chi vuole detenere il potere. La coalizione è aperta, è l'inizio, noi siamo aperti a ogni tipo di manifestazione di adesione, di volontà e di lavoro. Senti architetto, ma è una coalizione di centrodestra vista la presenza di noi con Salvini e di Artini che sono stati sempre in quell'alveo, quasi sempre? È una coalizione civica, sono movimenti, nessuno rappresenta un partito. Noi con Salvini è un movimento, non è il partito della Lega del Nord, Forza Vittoria è una scissione di Forza Italia e quindi caratterialmente ovviamente l'asse è spostato più sulla destra che non sulla sinistra. Non abbiamo rappresentanti di SEL, non abbiamo rappresentanti del PD, non abbiamo rappresentanti della sinistra storica, ma abbiamo rappresentanti del centro, abbiamo rappresentanti prevalentemente provenienti dalla destra e ben vengano se credono in questo tipo di progetto. Forse l'unica macchiolina rosa-rossa posso essere io in questo contesto, se storicamente facciamo riferimento alla mia esperienza di coordinatore del centro-sinistra a Vittoria, che ha portato ben 2 volte alla vittoria del sindaco di questa città. Quindi alla domanda, l'asse è spostato sul centrodestra oggi. Noi ci auguriamo che forze diverse, di cultura diversa, anche di sinistra e di sinistra anche più estrema, aderiscano a questo progetto, ma senza pregiudizi. Qui non c'è tu sei a destra e sei cattivo, tu sei a sinistra e sei buono o viceversa. Per noi uomini e donne di questa città, a prescindere dall'appartenenza politica, valgono esattamente uno come uno. Valore di un vittoriese, valore di una vittoriese. Qui bisogna ricostituire il valore e la dignità di un popolo che si è perso in favore di chi ha voluto gestire un potere raccolto, limitato, per pochi, mantenuto da clan, da club familiari e quant'altro. Bisogna aprire, non ci sono più né pregiudizi né porte né limiti né recinzioni.